Bene, eccoci tornati in studio per parlare, Ermanno, della siccità e di questo problema che ormai, come dicevo, si sta ripresentando puntualmente tutti gli anni. Sta cambiando il clima, stanno cambiando anche i tempi, i periodi delle piogge, non sono più come un tempo, e questo cambia ovviamente anche l'impatto sull'ambiente, quindi le coltivazioni, ma anche l'acqua, le falde, la ricarica. Insomma, ci sono tanti problemi che sono tutti collegati tra loro e che si propongono poi con un problema, tra virgolette, concreto, che è quello della mancanza d'acqua. Ecco, quello che dobbiamo pensare è che all'inizio degli anni 50 gli scienziati dicevano che andavamo incontro a un'epoca, una piccola era glaciale, e quindi erano anche preoccupati. Ma noi siamo stati molto più, diciamo, attivi, quindi abbiamo invertito la rotta verso una piccola era glaciale e siamo entrati invece nella era post-glaciale, e quindi quello che sta succedendo adesso è la siccità. Però io ricordo anche un'altra cosa, che mia madre diceva: il tempo è cambiato dopo la guerra. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte quelle bombe che erano cadute avevano influito notevolmente. Diceva: a quest'epoca qua già nevicava, e invece adesso non nevica più. E quindi diciamo che la neve a novembre era a Padova, sui Colli Ugani si andava a sciare normalmente dopo la guerra, e invece oggi, se c'è un po' di neve, è già una rarità. C'è un altro particolare da tener conto, qui bisognerebbe appunto poi approfondiremo, che nella prima fase del Covid, quando si è bloccata la circolazione, si è bloccato tutto e soprattutto si sono bloccati gli aerei, quell'inverno ha nevicato, e ha nevicato molto, tant'è che le persone che stavano in montagna dicevano: magari nevicasse ancora così, perché con tanta neve avremo un turismo diverso. Ecco, allora c'è da pensare quanto influenziamo noi il clima, non solo il clima, diciamo, perché noi la cosa più semplice da vedere è il clima, se piove, se nevica, se tira vento, eccetera. E invece stanno cambiando le maree, tant'è che Venezia è in una fase di siccità. Stanno cambiando le correnti, cioè la corrente del Golfo, la Gulf Stream, sta rallentando. È un complesso di questioni che poi cambierà anche il clima in questo senso. E quindi non ci possiamo aspettare di nuovo la pioggia che viene da una certa zona e la neve che arriva in determinate stagioni. Probabilmente si cambierà tutto, come prevedere è l'oggetto di questo incontro con i nostri ospiti. Certo, anche per capire che cosa si può fare, come dobbiamo comportarci, non solo nell'utilizzo dei combustibili fossili piuttosto che, ma anche per, come dire, affrontare quelle che possono essere delle carenze importanti come quella dell'acqua, e lo facciamo insieme a due ospiti che abbiamo in studio, e ringrazio perché sono qui con noi. La dottoressa Monica Manto. Buonasera dottoressa Manto, e grazie di essere qui con noi, la direttore generale di Acque Venete SpA. Grazie per essere con noi, e saluto in studio il professor Antonio Galgaro. Buonasera professor Galgaro, è un geologo del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Padova. Ecco, insieme a voi cercheremo un po' di capire che cosa sta succedendo e che cosa anche si può fare, quali possono essere le soluzioni per affrontare questa, che è sicuramente un'anomalia che ormai si ripresenta, come dicevo, con puntualità, quindi non possiamo neanche più parlare forse di emergenza, ma dovremmo parlare un po' di un dato acquisito ormai. Sappiamo che dobbiamo fare i conti con la carenza d'acqua. E allora, prima di iniziare a parlare, io direi, Ermanno, di partire con il primo servizio, che ci fa un po' come dire, il punto della situazione, e così poi dopo lo commentiamo assieme.
La siccità non è un'emergenza, non tanto perché sia finita, ma perché ormai da alcuni anni molti territori italiani convivono con una cronica mancanza d'acqua. Alcune aree della penisola fanno i conti con la siccità almeno dal 2021, ma anche dagli anni precedenti. Anche se il periodo estivo sembra lontano, ci sono già problemi con l'acqua e minacce di razionamenti. In Val Camonica, la sorgente che alimenta l'acquedotto che poi scende dalla Val di Scalve e serve l'area di Brescia, è passata da una portata storica di 100 litri al secondo ai 25 attuali. Una situazione simile non si era mai verificata da almeno mezzo secolo. Così ci sono abitazioni che sono rimaste senza acqua e si è dovuto intervenire con le autobotti. Ma se questa situazione si fosse verificata in estate, probabilmente l'unica soluzione sarebbe stata quella di pregare invocando la pioggia. In Veneto è arrivata l'ordinanza del presidente della regione Luca Zaia per diminuire i consumi dei servizi idrici non essenziali e scongiurare per ora i razionamenti. Ma se l'acqua non dovesse arrivare in futuro, potrà esserci la necessità di razionare la fornitura, perché alle attività umane si vanno poi ad aggiungere quelle dell'agricoltura, il settore più colpito dalla scarsità d'acqua. I fattori che alimentano la siccità in Italia sono almeno 3: il caldo, la neve e la pioggia. Il 2023 continua a registrare un aumento delle temperature medie e le zone più interessate sono al nord e in parte il centro. L'altro aspetto riguarda le precipitazioni nevose. I dati dicono che siamo messi peggio dell'anno scorso. Ad oggi, infatti, il 2023 fa peggio del 2022. Il problema è amplificato da quello che è successo l'anno scorso. Le ultime nevicate sono state localizzate. Nel complesso tutto l'arco alpino ancora oggi è in sofferenza e dove gli accumuli stagionali sono ampiamente sotto le medie degli anni passati. Non fa meglio la pioggia. Il deficit a 24 mesi è molto al di sotto delle medie e, in più, l'attuale siccità è peggio delle altre perché le ondate di calore del 2022 sono state molto intense. Bisogna considerare inoltre che la distribuzione delle piogge sta cambiando durante l'anno e questo ha aggravato la situazione perché il terreno arido non riesce ad assorbirle. Nel nord Italia il problema si fa sentire ancora di più perché ha sempre potuto contare sulle Alpi e sui fiumi per sostenere l'agricoltura e quindi non è preparato a questa crisi. Oggi quindi si rende necessario cambiare programma, non è più sufficiente fare delle infrastrutture, bisogna andare verso una politica di risparmio dell'acqua, bisogna recuperarla per risparmiarla e poi riutilizzarla. Le previsioni a medio termine indicano che la primavera sarà più calda ma con piogge nella media, ma se dietro ci portiamo un deficit è chiaro che le mancanze idriche non saranno mai appianate. Una stima dice che dovrebbe piovere in maniera costante e moderata per almeno 50 giorni per riuscire a risanare il deficit del nord Italia. Ecco, questo è praticamente un buco nero sulla climatologia, professor Calgaro. Ci vuole spiegare questa evoluzione? Sappiamo che è un problema energetico, che è una emissione di gas, eccetera, ma vuole spiegarlo meglio ai nostri telespettatori questo fenomeno? E eventualmente se è progressivo oppure ci sarà un momento in cui si può anche retrocedere? Allora, sì, non sono un climatologo, però insomma, visto che quello che succede in atmosfera poi si ripercuote nel sottosuolo, certo, con dei tempi diversi, ma effettivamente la relazione è importante. Allora, innanzitutto quello che si può notare è questa anche inversione delle precipitazioni dal nord al sud Italia per quello che riguarda il livello nazionale. E questa è una cosa abbastanza nuova. Il problema è che non abbiamo una statistica che ci consente di valutare quale può essere un trend. E quindi è più o meno quasi sempre una sorpresa, insomma, possiamo vedere nel breve termine quello che potrebbe accadere, ma nel lungo periodo, non avendo un'analisi che ci consente di utilizzare dati pregressi, diventa molto difficile fare delle previsioni se ci può essere una inversione di quello che è l'attuale tendenza oppure la continuità di questa carenza idrica possa continuare. Quindi al momento non c'è ancora non dico una certezza, ma non c'è ancora un orientamento definito su quello che può essere il futuro. Ma geologicamente come influisce sulla componente geologica un fenomeno di questo genere? Allora, influisce in modo molto importante perché innanzitutto
non riesce ad alimentare in modo sufficiente le falde acquifere, che sono il nostro serbatoio naturale, no? È il nostro, così in qualche modo, la nostra batteria, ecco, per quello che riguarda l'ambito idrico. E ha delle risposte più lente rispetto a quello che avviene in superficie, alle variazioni climatiche, e quindi ovviamente le risposte peggiori le vediamo più avanti nel tempo rispetto a quello che è la precipitazione attuale. Essendo una problematica che si sta non solo ripetendo ma continuando da parecchi anni, almeno 2 o 3 anni, le falde hanno dimostrato un abbassamento importante di metri, quindi molti pozzi sono addirittura andati a secco, il che vuol dire che anche ARPA, che monitora con una serie di pozzi distribuiti in tutto il Veneto quelle che sono le caratteristiche di quantità e di qualità dell'acqua, in molti casi non riesce a farlo perché non raggiunge più il livello di saturazione, cioè il livello in cui c'è acqua, e quindi abbiamo anche una riduzione del controllo su quello che è, diciamo, la variazione delle caratteristiche. In più, avendo meno acqua a disposizione, i minerali si concentrano, cioè quindi ha una concentrazione di minerali che potrebbe cambiare anche le caratteristiche dell'acqua, ma anche degli inquinanti. Gli inquinanti di origine agricola oppure di origine industriale, trovando una minore quantità d'acqua, si concentrano più di prima, e quindi anche questo è un altro problema. Ma addirittura scendono di più, cioè vanno in profondità, perché se l'acqua cala automaticamente. Chiaramente c'è un approfondimento anche diciamo, di tutto quello che è il contenuto minerale che c'è, minerale e anche di altre sostanze contenute nell'acqua. In più ci sono altri problemi connessi un po' tra le acque di superficie e le acque sotterranee, che hanno sempre un rapporto abbastanza stretto, perché in alcuni tratti il fiume disperde nella falda acquifera l'acqua, in altri invece le raccoglie. E quindi c'è un'interazione importante anche sulle acque di superficie. Avendo molta meno acqua a disposizione che arriva al mare, o anche molto meno materiale che va in qualche modo ad accumularsi nelle zone litoranee, quindi abbiamo il rischio anche di un'erosione litorale per non avendo più materiale che va in qualche modo ad incrementare le sabbie e tutto il materiale che poi costituisce il litorale stesso. E quindi abbiamo anche una problematica in più da affrontare per quello che riguarda anche l'aspetto legato all'erosione delle zone costiere. Ma non solo, ma c'è anche un risucchio dell'acqua del mare, la salinizzazione delle falde. Certo, perché l'acqua dolce ha un effetto molto importante, che è quello di abbassare l'acqua salata. Essendo più leggera, galleggia sull'acqua salata, quindi quando arriva abbassa il livello salino. Mancando quest'acqua dolce che galleggia, l'acqua salata ovviamente tende a risalire. Sì. Quando risale, cristallizza in tutti i materiali, in tutti i pori, tutti i vuoti che va ad occupare, e diventa molto difficile riuscire poi ad eliminare quel sale che va a saturare questi livelli più alti. E quindi la problematica è ovviamente legata alla salinizzazione delle aree costiere, ma non solo costiere, perché le abbiamo, diciamo, i fiumi, i nostri fiumi, ma anche vecchi fiumi che poi sono stati in qualche modo abbandonati, sono dei vettori, dei veicoli di trasporto nell'entroterra di acqua salata. Quindi abbiamo anche non soltanto un effetto molto prossimo alla costa, ma anche, anche di molti chilometri all'interno della zona costiera. Ho capito, quindi si creano delle vere e proprie falde di acqua salata, che sarà difficile poi, se non continua a piovere, sarà difficile da rimandare in mare. Le tecniche che utilizzavano una volta era l'allagamento, cioè allagavano con acqua dolce per cercare di lavare il materiale che costituisce poi, diciamo, il livello di utilizzo del materiale agricolo, cioè delle piante, diciamo, ecco, quindi hanno bisogno di allagare per abbassare il livello salino e lavare questi materiali che sono stati cristallizzati di sale. Non avendo disponibilità di acqua dolce, neanche questa pratica insomma, secolare può essere utilizzata. Grazie. E Monica Manto, che problematiche dà questa situazione di siccità, soprattutto qui nel Veneto? Intanto quella di cui state parlando, cioè l'intrusione del cuneo salino, è un tema che è una preoccupazione che non è mai cessata dall'anno scorso. Già le rilevazioni di ieri e l'altro ieri dell'Adige danno una portata che è al di sotto di anche le previsioni che avevamo, nel senso che siamo già arrivati a 65 metri cubi al secondo, quando abbiamo a 80 metri cubi al secondo la soglia di allerta per l'intrusione proprio del cuneo salino. Quindi il tema dell'intrusione dell'acqua di mare nelle acque superficiali è per noi un tema di grande allerta, perché abbiamo delle centrali di potabilizzazione
che sono degli impianti che sono idonei a trasformare l'acqua del fiume in acqua potabile, ma non l'acqua salmastra, l'acqua carica di sale in acqua potabile. Questa potabilizzazione come avviene? Voglio spiegarlo ai nostri telespettatori in maniera succinta. Sì, l'acqua viene prelevata con delle opere di presa dal fiume, a seconda delle caratteristiche dei fiumi, perché noi abbiamo centrali sia sul fiume Po che sull'Adige, a seconda delle caratteristiche dei fiumi sono ad altezze diverse. Viene prelevata l'acqua che ha un trattamento prima fisico di separazione di alcune parti solide, poi un trattamento chimico e viene quindi affinata, poi infine clorata, quindi disinfettata per poi essere immessa nelle case, quindi come acqua perfettamente potabile. Ovviamente è un trattamento che subisce delle trasformazioni a seconda proprio della qualità dell'acqua, perché l'acqua non è sempre costante e è proprio vero quello che diceva il professore, ha dei riflessi poi operativi nella nostra gestione che a seconda delle caratteristiche qualitative dell'acqua cambia poi anche il trattamento e quindi anche l'apporto, la trasformazione attraverso dei processi chimici. Quindi è vero che cambia la qualità dell'acqua in situazioni di siccitose, è un'attenzione che abbiamo, quindi non soltanto quella quantitativa ma anche quella qualitativa. Quindi questi filtraggi garantiscono un'acqua veramente potabile, quindi la popolazione può stare tranquilla. Certamente l'acqua è rigorosamente potabile quando viene immessa in rete. Ci sono i nostri controlli che sono ovviamente più volte al giorno e poi ci sono i controlli anche dell'ULSS, quindi insomma su questo non c'è mai da avere dubbi. L'acqua è sicuramente potabile quando viene immessa in rete. Certo è che la potabilizzazione diventa impossibile nel nostro caso se abbiamo il fenomeno dell'intrusione del cuneo salino. Quello blocca il processo di potabilizzazione. Difatti, se i nostri ascoltatori ricordano, l'anno scorso in questi impianti abbiamo dovuto alla fine del trattamento immettere un nuovo comparto che era quello della desalinizzazione. Quindi abbiamo dovuto introdurre un comparto mobile alla fine del processo per anche desalinizzare l'acqua. Ho capito. Bene, allora proseguiamo col secondo contributo, acqua dolce dal mare. E questa è la novità per noi, ma non è poi così nuova come evoluzione del trattamento dell'acqua, perché a Israele ormai sono più di 60 anni che usano questo sistema per approvvigionarsi e quindi vediamo un attimo cosa potremmo imparare anche da queste popolazioni. L'Arabia Saudita è la stessa cosa e così molti altri paesi, la Libia è la stessa cosa, perché riescono a raccogliere la parte positiva dell'acqua che serve a noi per l'utilizzazione come potabilità. Fino ad oggi l'acqua dolce è sempre arrivata dalle montagne, ma da oggi, a causa della siccità, ci potrebbe arrivare dal mare. Una soluzione già consolidata in molti paesi del mondo è quella di desalinizzare l'acqua del mare. Una operazione che costa poco, circa 2-3 euro al metro cubo, mentre trasportarla con le cisterne costa invece fra i 13 e i 14 euro al metro cubo. Già questo dato dovrebbe far capire quali vantaggi potrebbe portare la desalinizzazione. Ovviamente il processo, poco cavalcato in Italia, non darebbe risultati dall'oggi al domani, ma sarebbe una soluzione relativamente rapida e soprattutto utile in vista di nuovi periodi di siccità. La dissalazione è una risposta attuabile in tempi brevi. Nonostante le ragioni economiche e ambientali che la sostengono, questa soluzione è frenata in Italia da un quadro normativo e sociopolitico sfavorevole. Il freno principale è nascosto nei cavilli della legge Salvamare, che impone un iter burocratico molto complicato. Dal punto di vista energetico, la desalinizzazione può offrire forti sinergie con le rinnovabili. Le zone aride dove i dissalatori sono più usati sono anche quelle con il maggiore irraggiamento solare e quindi più adatte al fotovoltaico. La desalinizzazione al 2020 è impiegata in 183 paesi e quasi la metà della capacità totale, ossia il 47,5%, è nei paesi del Medio Oriente.
Globalmente sono operativi circa 16.000 impianti per una capacità totale di oltre 78 milioni di metri cubi al giorno. La desalinizzazione si basa su un processo chiamato osmosi inversa, grazie al quale l'acqua viene forzata attraverso membrane polimeriche che consentono alle sue molecole di passare, bloccando i sali e le altre impurità inorganiche. In Europa, soprattutto i paesi mediterranei sono interessati alla tecnologia, che ha conosciuto un notevole sviluppo, soprattutto in Spagna, dove al 2021 risultavano installati circa 765 impianti. Tra questi anche grandi installazioni al servizio di aree urbane importanti, come nel caso di Barcellona, che grazie ad un sistema ibrido fatto di 2 potabilizzatori e 2 dissalatori riesce a garantire l'acqua potabile a 5 milioni di abitanti e a più di 8 milioni di turisti all'anno. Bahamas, Maldive e Malta sono alcuni esempi dei paesi che soddisfano la totalità del loro fabbisogno idrico attraverso il processo di desalinizzazione. Desalinizzare l'acqua del mare ha comunque anche delle controindicazioni. La criticità più grande arriva alla fine del processo, quando la salamoia, che è lo scarto, viene reimmessa in mare. Nella maggior parte dei casi, per ogni litro di acqua potabile prodotto si creano 1,5 litri di questo liquido inquinato da cloro e rame. Queste acque reflue devono essere adeguatamente diluite, altrimenti possono mettere a rischio la sopravvivenza degli ecosistemi marini. In Veneto, per fronteggiare l'emergenza, potrebbero essere utilizzati dei desalinatori mobili, mentre c'è già un progetto per un desalinizzatore da realizzare nel Veneziano, da far funzionare con energie rinnovabili. Israele, anche in questo modo, ha trasformato il suo territorio in un giardino. Il problema in Italia è la burocrazia. C'è da augurarsi che per avere le autorizzazioni non ci vogliano anni. Ecco, dottoressa Manto, allora abbiamo incominciato anche in Veneto o abbiamo intenzione di cominciare a desalinizzare l'acqua, visto che ne abbiamo tanta di acqua salata? In caso di emergenza è una soluzione efficace. Io l'ho sperimentata lo scorso anno, non abbiamo mai interrotto l'erogazione dell'acqua potabile grazie a un dissalatore mobile, proprio come citava il vostro servizio. Quindi ritengo che come misura emergenziale sia un'ottima misura. Per il comparto idropotabile, cioè per noi gestori che diamo l'acqua da bere ai cittadini o per gli usi domestici, non la vedo come una soluzione strutturale, perché la nostra situazione in Veneto è molto diversa da questi paesi che sono stati citati nel servizio. L'anno scorso io sono stata proprio a visitare l'impianto più importante proprio in Israele del gestore Makoro, che ha questo enorme impianto di dissalazione molto tecnologicamente avanzato, funziona con l'osmosi inversa, quindi con l'acqua portata ad alta pressione dentro queste membrane, e quindi ha il sistema di filtrazione che è noto anche a noi europei. Ma quella è una situazione in cui non c'è alternativa e quindi alla popolazione va data un'acqua che è potabile, ma diciamo non di particolare qualità gustativa, è un po' per amara. gusto, insomma. Io l'ho bevuta, ho assaggiato anche quella potabilizzata. Noi in questo momento ai cittadini stiamo distribuendo pressoché in tutto il Veneto un'acqua di eccellente qualità, certo, prodotta dalla natura, spesse volte un'acqua fossile, un'acqua che ha decine e decine di anni e che viene filtrata in natura, cioè è un'acqua oligominerale con delle caratteristiche eccezionali. Talvolta meglio di quella minerale che compriamo nelle bottiglie. L'ha detto lei, professore, ma sì, io non cambio una virgola di quello che ha detto. Prendo la responsabilità. Ma è un'acqua veramente di eccellente qualità, per cui ai cittadini vorrei continuare a far bere l'acqua che viene prodotta dalla natura, che viene semplicemente convogliata e distribuita con le reti, mentre in situazioni di emergenza abbiamo visto che è un sistema estremamente efficace. Se devo pensare a comparti diversi, quindi non so, al riempimento di piscine o per le docce delle stazioni appunto balneari, così penso che possa essere una soluzione.
quello che vorrei precisare in termini di costi, diciamo proprio pensando all'acqua prodotta in natura, il costo della desalinizzazione è circa in questo momento 10-15 volte del costo dell'acqua che noi troviamo in natura, che viene soltanto trattata in maniera diversa o semplicemente clorata o potabilizzata, come dicevamo prima, spinta, convogliata lungo le reti e portata ai cittadini, quindi è 10-15 volte diverse. E poi c'è effettivamente l'impatto importante che va valutato nell'ecosistema del mare della salamoia, che è questo prodotto finale che è in esito a tutto il processo di desalinizzazione. Sì, quindi praticamente è uno scarto, però abbiamo anche un problema di plastificazione dell'acqua, professore, no? Sì. E questo riusciamo in qualche maniera con questa sorta di filtraggio del sale anche a deplastificare, o abbiamo delle microplastiche ancora più piccole per cui passano e noi ci beviamo le microplastiche, perché questo è il problema vero del futuro dell'acqua. Prego. Sì, abbiamo fatto degli studi sui sali recenti, diciamo sali di evaporazione, confrontati con quelli minerali, diciamo, tipo sale himalayano, ecco, che poi non è himalayano, ma insomma è pakistano. Effettivamente il contenuto di microplastiche è spesso piuttosto elevato, legato al fatto che nelle nostre, sì, perché nel processo di, diciamo, arricchimento in sale arriviamo nell'ultimo stadio di evaporazione in cui poi rimane il cloro di sodio. In quel caso le microplastiche arrivano fino all'ultimo stadio di arricchimento del minerale e quindi poi vengono, se non viene trattato il sale, come spesso accade, lo usiamo tal quale, quindi con la microplastica all'interno. Non ci sono ancora studi sugli effetti nell'organismo umano, tantomeno anche in quello animale, delle microplastiche, ma sono degli elementi che non vengono metabolizzati e quindi rimangono all'interno dell'organismo. Cioè non riusciamo a espellerle più, quindi si accumulano nei reni, si accumulano nel sangue, si accumulano ovunque. Quindi il problema della desalinizzazione deve tener conto anche di questi elementi, che sono anche molto piccoli, li chiamano microplastiche per quello, e quindi dovrebbero essere filtrati prima del processo di cui si faceva cenno precedentemente, di osmosi inversa, per evitare di rovinare tutto il sistema di filtraggio successivo. Ma addirittura nanoplastiche, sì, non solo microplastiche, cioè ancora 1000 volte più piccole delle microplastiche, e queste naturalmente passano dappertutto, sì, penetrano nei polmoni. Se pensiamo che la plastica non si distrugge mai, cioè si miniaturizza ma non si distrugge, quindi anche la stessa gomma dei pneumatici si polverizza durante il consumo e ce la ritroviamo nei fiumi fino al mare. E lo stesso tanti altri elementi plastici che effettivamente vengono micronizzati, sembra che non ci siano più perché sono così piccoli che fatichiamo a vederli a occhio nudo, ma in realtà ci sono. Ma noi abbiamo un concetto di spazio-tempo che è inverso. Pensiamo che queste cose succedono, ma succedono in quantità e in misura molto piccola. In realtà, se Giulio Cesare avesse usato la plastica, no? Noi a quest'ora saremmo dei robot, mi pare, no? Quindi cosa lasciamo di eredità ai nostri figli, nipoti, alle generazioni future, se continuiamo a buttare la plastica in mezzo al mare? Questo è il problema, quanto ne stiamo accumulando, che è una plastica invisibile, non è la bottiglia che si trova in spiaggia che dà fastidio a guardarla, quindi quella è sporcizia. La microplastica entra anche sotto la pelle, la nanoplastica la respiriamo, e questo è il punto tragico di questo fenomeno che nessuno ancora ha preso in seria considerazione, vero professore? Sì, nella catena alimentare noi spesso siamo all'ultima spiaggia, cioè l'ultimo anello, e quindi prendiamo tutto ciò che gli altri hanno acquisito, pesci, animali che mangiamo, che avevano già acquisito microplastiche durante la loro vita alimentare, e quindi effettivamente sarebbero studi da portare avanti anche a livello clinico, medico, non soltanto, diciamo così, chimico, ecco, per quelle che sono la rilevazione delle presenze di questi materiali all'interno
della nostra vita quotidiana sostanzialmente. Quindi il prevenire è meglio che curare. Come sempre. Allora, sì, allora io faccio degli esempi che sono banali. Si va al supermercato, si prende un prosciutto già tagliato ed è dentro un contenitore di plastica che è stato saldato perché non ci sia contagio con gli ambienti esterni. Nel momento in cui viene riscaldata la plastica e viene saldata, c'è un'emissione di plastica, di gas, no? Una parte resta fuori, una parte rimane dentro. E quelle microparticelle noi un po' alla volta ce le mangiamo tutte, ma non abbiamo un organismo, un organo in grado di filtrare questa plastica e quindi ci stiamo plastificando. E allora passiamo al prossimo contributo. Certo, passiamo come dire, al sistema acquedottistico, perché purtroppo tanta acqua che viene messa nelle tubature in buona parte d'Italia viene disperso Ecco. e non è una percentuale, come dire, ininfluente, sono numeri abbastanza importanti. Sì, allora noi abbiamo avuto una nazione che era ricca di fiumi, di altre cose, quindi non siamo stati a badare in tempi non sospetti che era fuori dal pensiero comune che ci fosse una siccità così importante. Adesso però la stiamo pagando perché l'acqua è scarsa e quindi abbiamo necessità di approvvigionamento e non di dispersione e siamo a livelli di oltre il 50% in alcune zone. Ecco. Allora quindi occorre mettere mano a quella che è la distribuzione della plastica dell'acqua e quindi è un rimedio che ricade naturalmente sulla fornitura dell'acqua stessa e quindi vediamo il contributo numero 3. In Italia la rete di distribuzione idrica è un vero colabrodo. Di tutta l'acqua potabile che viene immessa nei 500.000 chilometri di tubature, il 41% viene perso e non arriva ai rubinetti di casa. Tubature vecchie, giunture lasche, perdite occulte a cui si devono aggiungere un 3% di consumi abusivi e poi anche gli errori di misurazione. La nota positiva è che sappiamo dove sono gli sprechi. Una mappa sul portale dell'acqua del governo ci dice che le perdite superano il 60% in Sicilia, Sardegna, Basilicata, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Friuli e Umbria. Fra le città, a Firenze le perdite sono del 47%, a Trieste del 46%, a Roma del 44%, a Perugia del 41% e a Frosinone si tocca il 75%. Alla fine di un anno 3,5 miliardi di metri cubi di acqua vengono sprecati, si perdono, un quantitativo che sarebbe sufficiente a soddisfare le necessità di 40 milioni di cittadini per un controvalore di 4 miliardi di euro, quando per rifare l'intera rete ne basterebbero 3. Ma cosa stiamo facendo allora per risolvere il problema? Al momento si stanno sostituendo circa 4 chilometri di tubature all'anno e questo vuol dire che se il ritmo non cambia ci vorranno oltre 2 secoli per finire l'opera. Il problema è che non si investe abbastanza in manutenzione e basterebbe che le ATO, ambito territoriale ottimale, investissero un 5% del proprio bilancio, ma non lo si fa perché alla fine lo spreco lo pagano i cittadini in bolletta e lo pagano comunque poco, malgrado gli aumenti degli ultimi anni. Un metro cubo di acqua a Roma costa circa 1,10 euro contro i 4,90 euro di Berlino, i 4,13 di Oslo. A Londra e a Parigi si paga poco più di 3 euro per un metro cubo d'acqua. Ma gli strumenti per uscire da questa situazione ci sarebbero, innanzitutto con gli investimenti nella manutenzione e poi con le tecnologie, strumenti come i geofoni, le termocamere video e gli endoscopi, robot che una volta immessi nella tubatura di rete sono in grado di vedere la perdita, valutarla e chiuderla. Ora che l'acqua sta iniziando a scarseggiare, è bene iniziare a darsi una mossa. Ecco, dottoressa, a cosa si può andare incontro a una situazione di questo genere? Come si può rimediare e in che tempi eventualmente? E naturalmente è urgente che questo venga fatto. Vorrei però sgomberare un po' il campo da questo equivoco.
perché spesse volte mi sento dire le reti sono un colabrodo perché non fate nulla per evitare questo. I gestori in Veneto investono circa 400 milioni all'anno, tutti gli anni, di opere e quasi altrettanto di manutenzioni. Quindi gli investimenti in Veneto ci sono e sono estremamente importanti. Certo è che gli investimenti in queste nuove opere e nelle manutenzioni sono sorrette dalla nostra tariffa. Come dicevate correttamente nel servizio, la tariffa in Italia e in generale, in particolare quella del Veneto, è tra le più basse in Europa. Mi pare che più alta sia solo più alta della Bulgaria, quindi insomma sono tra le più basse in Europa. Quindi il tetto del nostro monte investimenti è dato da una sostenibilità sociale che vogliamo dare alla tariffa dell'acqua, in modo che non sia un problema il pagamento delle nostre bollette idriche. Quindi il tetto è dato da questo. Le perdite in Veneto sono circa quello del 27%, considerate che per perdite intendiamo sostanzialmente la differenza che c'è tra le acque immesse in rete e le acque che vengono fatturate, cioè che sono poi oggetto delle nostre bollette. In mezzo c'è anche una perdita che è fisiologica, per esempio connessa proprio alle manutenzioni, alle riparazioni. Quando interveniamo sulla rete, proprio per garantire una costanza di potabilità, l'acqua la utilizziamo anche per lavare le condotte, vengono lavate copiosamente prima di richiudere e ricollegare le condotte in modo da rifornire tutta la rete di distribuzione. Quindi c'è un ammontare fisiologico che ci sarà sempre. Certo, potessimo fare più investimenti, nel senso di sostituire ancora più reti, gli gestori sarebbero pronti a farlo, ma ciò comporta un incremento molto importante delle tariffe idriche. Quanto alla tecnologia, devo dire che Padova, in particolare, proprio una rete di gestori che è costituita da Acque Venete, cioè la società in cui lavoro io, e Acegas APS, quindi proprio la società dell'Idrico di Padova, e Viacqua che si occupa di distribuire l'acqua nel Vicentino, insieme, costituendo una rete, abbiamo vinto anche un contributo molto importante di poco meno di 40 milioni di euro per utilizzare una tecnologia molto avanzata che ci consente di essere anche predittivi sulle perdite, quindi non intervenire soltanto dove sappiamo esserci le perdite, che noi sappiamo riconoscerle. Abbiamo utilizzato tutte le tecnologie più moderne, non soltanto il geofono, ma anche perfino i raggi cosmici, i voli aerei con la rilevazione dell'umidità sul terreno, quindi utilizziamo tutta la tecnologia, però abbiamo un tetto nei nostri investimenti che è dato dalla capienza della tariffa. Quindi effettivamente c'è una scelta che va fatta alla base, che non dipende da noi gestori, noi siamo degli esecutori, di capire se vogliamo spingere sugli investimenti ogni anno incrementando le tariffe o se vogliamo efficientare al massimo la gestione della rete idrica con gli investimenti che siamo in grado di fare adesso, che sono circa in Veneto 400 milioni l'anno. Ho capito, quindi bisogna mettere le mani e bisogna naturalmente avere anche le risorse, e le risorse naturalmente bisogna incrementare un po' quello che è il prezzo dell'acqua potabile presso le abitazioni. Ma non ci può essere anche un'ipotesi, come ci sono in alcuni paesi, dove c'è l'acqua potabile da bere e invece c'è una condotta di acqua che viene utilizzata per esempio per lavare, per pulire, manutenzionare la casa, piuttosto che, perché allora non è più quell'acqua potabile, diciamo, da bere, ma è un'acqua comunque potabile che potrebbe essere anche quella desalinizzata, perché quella desalinizzata ha un gusto un po' particolare e andrebbe corretto, mi pare, no? Lei l'ha assaggiata? Io l'ho assaggiata, quella desalinizzata, sì. Non è da bere? No, insomma, non è un'acqua gradevole come quella che utilizziamo, che abbiamo a Padova, che proviene da Due Ville, o quella che proviene dai Campo Pozzi di Camazzole, cioè delle risorgive naturali. È davvero un'acqua di eccellente qualità, quella che arriva alle nostre città. Quella della potabilizzazione ha un sapore diverso. Peraltro va detto anche che comunque ci sono grandissime industrie, tra le più grandi al mondo, che
portano proprio l'acqua per avere uno standard qualitativo della bevanda ovunque, impoveriscono totalmente l'acqua, la rendono sostanzialmente un'acqua impoverita di tutti i minerali, per poi ricaricarla con le sostanze delle bevande, insomma, per avere uno standard qualitativo uguale al mondo, perché come dicevamo già in Veneto abbiamo tantissime qualità di acqua completamente diverse, perché abbiamo fonti plurime, quindi le sorgenti di montagna, i pozzi che prelevano dalle falde, oppure le acque superficiali, no? Quindi sono 3 acque completamente diverse tra loro. Immaginate a livello mondiale come possa essere diversa la qualità, quindi si può rendere insapore. Di certo non è piacevole come l'acqua che ci produce la natura. Grazie, grazie. Allora, professore, una conclusione: si può procedere con l'acqua desalinizzata e quale altre risorse? Perché poi desalinizzare l'acqua vuol dire utilizzare energia, quindi continuiamo a dire abbiamo poca energia, abbiamo tolto l'energia che arrivava dalla Russia, però abbiamo bisogno anche dell'acqua. E poi l'acqua è anche una fonte, una riserva idrica, no? Perché per esempio c'è la produzione di acqua attraverso di energia elettrica attraverso l'acqua, no? Ed è una sorta di batteria poi, perché se il lago a monte è carico io riesco a compensare una parte della produzione di energia che viene poi utilizzata. Prego. Allora, innanzitutto mi riallaccio a quanto detto dalla collega, riprendo anche una frase di Plinio che diceva che l'acqua è le rocce che ha attraversato. Quindi la sua storia, il gusto poi, che è quello che percepiamo, ma anche i minerali di cui si è arricchita, dipendono dal percorso che ha fatto. E quindi noi abbiamo delle acque particolari che si sono filtrate da certe impurità, ma si sono anche arricchite di minerali, che sono utili anche alla salute, quindi non è soltanto una idratazione. E quindi anche questo è un fattore importante per distinguere dalle acque desalinizzate, che vengono in qualche modo tolte di quello che è il contenuto minerale e poi ricostituite per quello che è, insomma, una qualità accettabile. E quindi la desalinizzazione è un'opera anche secondo me di emergenza, e bisognerebbe lavorare anche molto sugli accumuli di acqua dolce. Quindi l'idroelettrico, cioè quel sistema che richiede dei bacini a monte che raccolgono l'acqua, potrebbe in qualche modo essere utilizzato anche per scopi potabili, non solo per produrre energia, e magari implementato anche con bacini più piccoli, magari più profondi e meno estesi, per ridurre l'evaporazione e aumentare la volumetria disponibile. E quindi anche creare questa forma inerziale, cioè questa forma di tampone, di batteria, che ci consente di colmare le carenze durante i periodi in cui abbiamo difficoltà, insomma, di precipitazioni. Certo che l'acqua di mare è una sorgente possibile, però richiede grandi quantità di energia, forse più di quella che si sembra, insomma, che è energia elettrica, per ovviamente far funzionare tutto il sistema osmotico, ma richiede anche degli sforzi per in qualche modo renderla potabile, e quindi dargli dei minerali che siano in qualche modo, insomma, somiglianti a quelle che sono naturalmente presenti nell'acqua, diciamo, che viene utilizzata normalmente, che è presente nel sottosuolo. Ma diciamo, nella peggiore delle ipotesi potremmo utilizzarla nell'agricoltura. Certamente, cioè è acqua che può essere utilizzata in scopo agricolo, sicuramente sì, che è una delle richieste maggiori di acqua al mondo. Certo, certo. Bene, grazie del vostro contributo, speriamo che i nostri telespettatori si siano giovati della vostra esperienza, e quindi riprenderemo naturalmente l'argomento prossimamente, perché avremo possibilità di vedere se comincia a piovere, non comincia a piovere, e se cambieranno le situazioni. Grazie. Certo, noi ci auguriamo ovviamente che il clima e che le precipitazioni possano arrivare, che siano anche delle precipitazioni adeguate a quella che è la situazione. Abbiamo sentito, no? 50 giorni di pioggia, ma non le bombe d'acqua a cui siamo abituati un po' in questi ultimi anni, perché in quel caso lì l'acqua scorre via e non riesce a filtrare nel terreno, quindi una pioggia tranquilla che possa appunto anche arricchire le falde. Questo è l'auspicio ovviamente che ci fanno tutti. Noi ci auguriamo di poter arrivare all'estate in una situazione che sia perlomeno accettabile, e se no dovremo ricorrere, come è già stato fatto, anche
all'utilizzo di desalinizzatori mobili. Sicuramente la gestione dell'acqua dovrebbe essere più accorta e dovremmo imparare anche quello che fanno all'estero, ad esempio conservare l'acqua piovana, magari semplicemente per irrigare il giardino invece di utilizzare l'acqua dell'acquedotto potabile, dell'acqua potabile, così come potrebbe essere utilizzata, ad esempio, e questo riguarda le case che vengono realizzate nuove, magari fare un impianto che possa utilizzare l'acqua piovana, ad esempio, per i servizi igienici, perché no? E questo ovviamente, come lo dicevamo nel servizio, in una nazione come la nostra e soprattutto il nord Italia, che è sempre stato abituato con la neve, i ghiacciai e quant'altro, non si è mai preoccupato di risparmiare l'acqua, e invece questo dovrebbe iniziare a entrare un po' nelle abitudini, e in questo modo anche se ne sprecherebbe meno. Io ringrazio la dottoressa Monica Manto, direttore generale di Acque Venete SpA, per essere stata qua con noi, grazie al professor Antonio Galgaro, geologo del Dipartimento di Geoscienze all'Università di Padova, grazie anche a lei per essere intervenuto. Noi appunto ci auguriamo di poter tornare a parlare del clima, magari proprio perché riprenderà a piovere. Allora adesso andiamo un attimo in pubblicità e dopo ritorniamo con l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match, che come sempre si occupa di storia. Torniamo agli anni 20-30, adesso ci occuperemo dell'omicidio Matteotti, l'omicidio di Giacomo Matteotti. Siamo nel 1924, durante il periodo fascista, ed è un omicidio che segna un po', fa lo spartiacque, e il fascismo si rivela per quello che è e diventa a tutti gli effetti una dittatura, ma ne parliamo tra poco.